La prima cittadina era andata via dal municipio alle 21 di mercoledì e il primo impiegato è arrivato alle 7:45. È in questo lasso di tempo, poco meno di 11 ore, che ignote mani hanno posato questi due lumini cimiteriali nella porta d'ingresso della casa comunale di Villa del Conte. A denunciarlo il sindaco Antonella Argenti. Io non ho idea se si tratti di una goliardata o di un atto in piena coscienza da parte di un adulto, in ogni caso lo trovo sprezzante e davvero oltraggioso. Quella porta è stata costituita attraverso un cancello e attraverso un'apertura automatica della porta successiva al fine di favorire tutte le persone che vogliono accedere alla casa comunale e naturalmente in particolare i diversamente abili. Ed è stata fatta proprio per favorire un'apertura anche visiva alla cittadinanza. Io immagino che colui che ha fatto questa sciocchezza, non oso definirla così, sia un nostalgico di quando il comune aveva un portone perennemente chiuso e una casa comunale perennemente vuota. Forse non è di gradimento la nuova inferriata, aggiunge Antonella Argenti, che ha fatto immediata segnalazione al prefetto e affidato alla polizia locale l'analisi delle immagini registrate nelle ultime ore dalle telecamere di videosorveglianza. Ma a spiacere nei giorni che portano alla Pasqua è il gesto. Un oltraggio a tutti i nostri cittadini, perché alla fine quando si fanno dei cambiamenti anche strutturali è proprio per favorire la vicinanza ai nostri cittadini. Un'offesa ai nostri dipendenti comunali che all'interno di quella casa lavorano e stanno cercando in tutti i modi di rendere accogliente gli spazi comunali e naturalmente anche a chi sta amministrando attualmente la nostra comunità. Sperando che si tratti di una goliardata di cattivo gusto, la prima cittadina ribadisce. Certi gesti non hanno alcun valore se non quelli di dimostrare a se stessi e al resto del mondo di essere delle persone molto vili e codarde.